Veneto in zona arancione. In attesa che il governo formalizzi la nuova fascia di rischio, le attività produttive guardano a quella che si annuncia come una boccata di ossigeno. Sembrerebbe un grande risultato perché dopo tutta questa sofferenza arrivare in zona arancione c'è un po' di respiro. Mi riferisco a tutto il settore del benessere che con una petizione di oltre 50.000 firmatari finalmente hanno avuto la possibilità di riaprire. Il settore benessere può riaprire, adesso tocca ai ristoranti e ai bar che, anche in zona arancione, restano in clausura. Quello che chiediamo è che possano essere aperti anche la sera aumentando la distanza di sicurezza e avere un controllo più immediato sulle persone che sono all'interno dei locali. Insomma, le attività produttive vogliono riaccendere i motori, anche perché ad oggi i ristori previsti dal decreto sono pochi e per pochi. Da un'analisi di Confartigianato su oltre 2.200 imprese, solo il 22% può attingere agli indennizzi perché ha dimostrato perdite superiori al 30% del proprio fatturato in tempo di Covid. I ristori non sono adeguati. Vi faccio un esempio così pratico. Su un'azienda che fa 100.000 euro di fatturato in meno rispetto al 2019 c'è un contributo di 1.000 euro. Capite bene che con queste mancette non riusciamo a salvare le nostre imprese e non si dà l'opportunità di uscire da questa crisi. Indennizi inadeguati per le aziende che eppure sono riuscite a riceverli, ma c'è un 45,8% di imprese che hanno riportato perdite di fatturato inferiori al 30%. Per queste, oltre al danno, c'è la beffa perché non hanno diritto nemmeno ad attingere ai ristori. Auspichiamo che il governo metta al centro della propria attenzione l'impresa e il lavoro e che il DEF faccia un piano adeguato per sostenere le piccole imprese.